Bene, come si gestisce Ugolì? Come si gestisce la passione dei tifosi che vanno allo stadio? E come si gestisce? Amici bellini, è notte! Quindi, veramente è notte questa volta qua. Voi non vedete, ma è notte. Orario insolito di conferenza stampa, ma noi ci siamo svegliati perché noi non ci fermiamo davanti a nulla. Le difficoltà anzi sono delle opportunità, come dice Spalletti, per migliorare, per mettere quei tasselli. C'è un passaggio, forse un paio di passaggi in la sofferenza stampa, come dice l'ottimo Torre Falanga, che ritengo molto importanti, quindi cominciamo. Allora, amiche mie, buongiorno a tutti. Antonio Mugnano, benvenuto sul canale. Iscrivetevi al canale, fate questa cosa, sta scritto iscriviti, subscribe se venite da fuori Napoli, perché Napoli non è Italia, e lasciate un like mattutino. Ho sentito addetti ai lavori che si sono lamentati, occhi gonfi, non ce la facciamo, troppo presto, perché non le fate di sera? Dicono gli addetti ai lavori, che si lamentano perché giustamente alle 11 in Italia è chi si sveglia. Non mi sembra proprio il caso. Voi che fate questo mestiere qua privilegiato, io mi sveglio, non fa niente. Allora, i rischi sono tanti. Quali sono i rischi di questa partita? I rischi sono tanti, ci vorrà qualità, forza fisica, ripetiamo più o meno sempre le solite cose. Quando si parla di Atalanta ancora di più, perché rappresentano proprio questo tipo di squadra qui che Spalletti conosce bene e ci mette in guardia, come avrà messo in guardia sicuramente i propri giocatori, e ci dice Gasperini è uno di quei veterani, è uno di quelli terribili. Poi gli si chiede anche il giochino. Noi il giochino ieri l'abbiamo fatto, insomma, chi preferite, chi preferireste, e Spalletti per fortuna alla fine si sapeva, perché loro devono ragionare così. A me non piace questo giochino di chi preferisci, chi è meglio e chi non è meglio. Chi è, a noi interessa poi avere la nostra forza per poi confrontarci. Volendo fare un aggiornamento di quel sì, i voti sono aumentati, ma bene o male è sempre il PSG al 52%. Il Bruges raggiunge il Francoforte, nessuno si aspetta il Lipsia. Vediamo che cosa succederà. Quindi gli svantaggi, che svantaggi porta la sosta mondiale? E Spalletti dice: io non vedo né svantaggi né vantaggi. Per qualcuno dipende molto dai tipi di calciatori che poi se ne vanno. Per qualcuno è meglio rimanere poi in forma, non interrompere lo stato di forma, rimanere sempre sul pezzo, continuare ad essere allenato. Per altri invece devi vedere come torni, se ti fermi un attimo, oppure il ritorno dalle cose. Insomma, non si pone tanto il problema. E poi ecco uno dei passaggi che secondo me è importante, che noi avevamo detto. Io temevo un po' Anfield, e questa sensazione Spalletti non l'ha data solamente a me, quindi evidentemente forse anche a qualche giocatore avrà comunicato questa sorta di timore riverenziale. E domani lo temo uguale, però poi dice sto tranquillo, e insomma le due cose sono un pochino in contraddizione, però significa anche avere il rispetto dell'avversario, un po' come gli avversari stanno rispettando noi. Va bene, insomma il Liverpool ci ha guardato con molta attenzione, l'Atalanta sicuramente ci guarderà con molta attenzione, e noi altrettanto. Che cosa bisognerà fare? Bisognerà fare tutto all'interno dei minuti della partita, le fasi della partita. Lo sappiamo benissimo cosa intende Spalletti. Ci sono dei momenti in cui devi inseguire, dei momenti in cui devi far girare gli avversari a vuoto, ci saranno le famose palle di nessuno, dove devi andare forte e cercare di recuperarle, e insomma niente di nuovo sotto al sole. La difesa, gli si chiede della difesa. Spalletti ci ricorda ovviamente che la difesa è fondamentale anche per fare quel calcio offensivo che uno vuole fare, perché ti senti con le spalle coperte, che anche quando qualche volta capita che sono lasciati a loro stessi, loro se la cavano comunque bene. E ci cita ancora Kim, che lui ritiene cresciuto anche in fase di impostazione. Quando lo attaccano lui ha imparato a spostare bene il pallone e a fare di conseguenza. Bevi, perché poi se no bevi
Poi gli si ricorda a Spalletti che l'Atalanta è un po' cambiata rispetto all'Atalanta che siamo abituati a conoscere, perché è il sesto attacco ma la seconda migliore difesa, quindi sono molto più accorti rispetto al passato. Spalletti diceva: alla fine ci vedo la stessa caparbietà, la stessa capacità e volontà di andare all'autoscontro con centimetri, con corsa e con qualità. E quindi sì, magari sono più accorti, ma sarà sempre comunque una battaglia di quelle classiche contro l'Atalanta. Poi ancora dalla difesa si passa a un'analisi del centrocampo e gli si chiede schiettamente chi è quello più simile a Lobotka nel caso in cui ci sarà bisogno ad un certo punto di far rifiatare anche il nostro Lobo, e Spalletti ci dice forse Dem è quello più adatto come caratteristiche per smistare i palloni e uscire dagli angusti, però ce lo dice chiaramente, dice comunque Sof non ha forse quella forza fisica, quindi ragazzi questa non è una novità per noi, ci siamo resi conto che Dem è un po' sceso nelle gerarchie di Spalletti, perché Spalletti nel frattempo ha dato priorità ad altre cose, ai centimetri per gli scontri aerei, insomma la forza fisica vera e propria, quella coscia, ogni tanto lui ci parla di quella coscia enorme che può avere un Di Lorenzo, che può avere una Ghissà, e quindi sotto questo punto di vista lui, dopo aver parlato di Dem, dice subito Ndombele per esempio mancava un po' di quel ritmo partita, ma già ci sta facendo vedere, secondo me può fare il play, attenzione Spalletti non sono convintissimo di questo. E poi ci cita anche Gaetano che dice, io lo so, tutti me lo dicono, che più avanti sta e meglio è, perché più avanti lui ha un senso del gol e tutte le cose positive che ha Gaetano, però a me piacerebbe anche vederlo, potrebbe fare come capacità di corsa, come capacità di smistare i palloni, può giocare anche più indietro, insomma in fase Lobotka. E qua il passaggio fondamentale che io volevo tantissimo, infatti ho scritto yes, ho visto l'amaro in bocca, benissimo. Perché? Perché si poteva benissimo pensare che comunque il Napoli, dopo aver perso ad Anfield, ci fosse comunque quell'entusiasmo, siamo arrivati primi, ma che bello, comunque l'obiettivo straraggiunto, perché si può festeggiare questo primo posto, e c'era il rischio, quello che ho visto io, di festeggiare la sconfitta con Liverpool, perché comunque siamo arrivati primi, che cose incredibili, quel fatto poi di giustificare, vabbè non è successo niente, no, che bello, l'amaro in bocca. Quindi bravi i ragazzi, bravo Spalletti, bravi questi giocatori che devono sentire l'amaro in bocca, devono percepire la possibilità, ma che cazzo, forse potevamo pure vincere contro il Liverpool. Mi piace tantissimo questa cosa qui, perché non voglio a pagamento, non voglio ce l'abbiamo fatta, abbiamo perso la finalina, abbiamo perso nessuna coppa, non abbiamo alzato nessuna coppa, siamo arrivati primi, benissimo, non abbiamo fatto niente, amaro in bocca, benissimo. Gli si chiede ancora una volta, oltre che a Lobotka, anche di Di Lorenzo, e dice ma giocherà, perché alla fine poi la domanda è questa, questi qua hanno dei sostituti oppure no? E Spalletti è molto schietto, dice si corre il rischio quando giocano tanti di vedere alcune partite sotto livello, e da questo pulpito è arrivata qualche cosa, quando Lobotka ogni tanto ti sbaglia due passaggi sembra una cosa clamorosa, o Di Lorenzo si perde uno in marcatura e ti sfugge, perché è naturale, perché sono esseri umani. Ma Spalletti dice qualcuno ha dimostrato che può essere anche cambiato, cioè togli Olivera, metti Mario Rui, togli Lozano, metti Politano, togli Rachmani, metti Ostigard e Juan Jesus, possono essere cambiati e si fa anche bene. Per altri si aspetta che poi si veda in campo, che si noti in campo. Non benissimo ragazzi, però Spalletti evidentemente è consapevole dei limiti di queste seconde linee, cioè di Zanoli o di Demme, e quindi secondo lui loro non sono in grado, ce lo ha detto chiaramente, non deve essere una diminuzione per nessuno, non sono in grado di performare come Di Lorenzo e Lobo, senza proprio biasimo, lo sappiamo, ne siamo consapevoli, questi due vanno considerati titolari inamovibili finché non succede qualcosina, finché non succede che li vedi proprio. Quindi qua ci mettiamo sempre Navas, importa perché è sempre importante, qua ci mettiamo sempre Lobotka,
che poi è una cosa naturale, perché vedete l'Inter Brozovic mica lo levava prima, deve giocare sempre, e quindi qua Teo Hernandez secondo voi parte ogni tanto Pioli è più il tipo che lo fa un po' di turnover preventivo, ma per noi questi due, compreso poi il portiere, non si devono toccare. Gli si chiede anche di Benitez, una persona solare, le conoscenze, fa sempre piacere che si sono incontrati, c'è stata una fotografia che ha girato sul web con Spalletti e Benitez. E poi Panucci ha detto che Spalletti è uno che migliora i giocatori, i calciatori, e Spalletti dice sì, uno cerca in alcuni giocatori di dare del suo, ma l'importante è non peggiorarli. E a questo punto andiamo in pubblicità, e tornati dalla pubblicità ci sentiamo anche un disco, perché tanto è presto, al mattino te li mucca facile, chi se ne frega. Dopodiché, post sconfitta, come si analizza, cosa si dice, ragazzi, dopo una sconfitta per poi ricominciare alla grande, si analizza seriamente, perché poi devi essere anche credibile, e quindi devi analizzare. A me interessa, dice Spalletti, io riesco a isolarmi dalle vittorie, ma dalle sconfitte no, dalle sconfitte io devo analizzare, devo far vedere quello che non è andato, quello che... Quindi ci ricorda anche che alla fine si è fatto talmente bene nella situazione della Champions, che poi quando sono arrivate le due distrazioni, quando avevi raggiunto effettivamente anche l'altro obiettivo, quello di non subire imbarcate, di non subire quei 4 gol, abbiamo visto che è possibile, sono cose possibili. Vedete il Benfica che si fida di fare al 93esimo, insomma era un pericolo da scongiurare, e quindi nel momento in cui il Napoli si rende conto arrivano quelle due disattenzioni sui calci piazzati, e da lì si sarà ripartito analizzando quello che non è andato bene. Come si gestisce Ugolì? Come si gestisce la passione dei tifosi che vanno allo stadio, e come si gestisce? Spalletti se ne inventa un altro, i Munacelli, ecco, si inventa il fatto che a volte li vedi, a volte non li vedi, anche quando va in trasferta e non ci sono, ogni tifoso avversario c'ha un Munacello sulle spalle che è un tifoso del Napoli che segue la squadra, e poi avrà detto pure qualche altra cosa che non ho proprio idea. Da New York, no, quale da New York? Andiamo a mettere giocatori in campo, possiamo riipotizzare un ritorno di Mario Rui? Si può ipotizzare, tanto qui è questione solo di vedere chi e cosa, si può tirare anche la monetina. Juan Jesus che riprende il posto di Ostigard, quindi questa situazione qui non sappiamo, abbiamo saputo di un problema per Muriel, attenzione, il ritorno di Zapata. Comunque speriamo che Anghissà stia ritrovando la forma, e io ripropongo Zielinski, ragazzi, perché a me serve un po' di qualità in più in questo centrocampo, perché Lobotka non può fare tutto da solo. Se Anghissà risale e si mette le scarpe con le tacchette, ci siamo, lì ci siamo. Cavara Tasaschelia, Kvaratskhelia, ce lo rimettiamo qui. In attacco io credo che il ritorno di Osimhen, ecco, Osimhen potrebbe rappresentare uno di quei giocatori che, come Lobotka, come Di Lorenzo, se ce l'hai a disposizione lo fai partire titolare. Io non credo, perché poi è anche quei centimetri di cui parla Spalletti, te lo ritrovi nei calci piazzati, te lo ritrovi se devi fare una pallata e c'ha la velocità di andarla a prendere, crea comunque scompiglio. Secondo me sì. E qui magari un ritorno di Lozano. Credo che questa sia la formazione base, la formazione titolare. Sappiamo, rispetto alla normalità, qui ci dovrebbe stare un Rachmani da qualche parte. Qui veramente si può cominciare a pensare che Oliveira sia all'altezza di Mario Rui, a livello almeno come impatto fisico. Poi Mario Rui magari ha più qualità per questa palla che ti può dare su Osimhen, su Simeone, o per un eventuale inserimento, ma credo che questi saranno gli 11 che potranno partire a Bergamo per insidiare la banda di Gasperini, e speriamo veramente, sarebbe, mamma mia, importantissimo. Questa è una partita di quelle lì che devi andare a vincere. Questa è, lo so, ragazzi, il discorso che facevano alcuni amici bellini con Vittorio Penzi ci sta con l'Atalanta, e certo che ci sta, è normale che ci sta, la forza dell'Atalanta l'abbiamo vista, uno non si scandalizza se dovesse capitare l'imponderabile, però è proprio qui, in queste partite qui, che poi tu dai un segnale forte al campionato mentre gli altri hanno perso leggermente terreno. Se tu riesci a dare un segnale al campionato e dici Liverpool non è successo proprio niente, ricominciamo
siamo più forti di prima, qua stanno 3 palloni, Atalanta poi facesse il suo campionato per vedersela con quelle 3 lì, noi dobbiamo fare un campionato a parte. Quest'anno il Napoli deve fare un campionato a parte e deve dimostrare che veramente sono degli schiacciasassi. Se non riusciamo a essere degli schiacciasassi diventa complicata per le cose che vi ho detto, perché un po' è tornata la Lazio, un po' è tornata l'Atalanta, quelle 3 che bene o male ritornano sempre negli ambiti così, la Roma che va a folate, insomma da New York stavolta si può dire Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere la vostra, sempre con garbo, sempre con le caratteristiche che vi contraddistinguono, bisogna avere dei comportamenti corretti. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.